veloce. Martina sta correndo perché ci siamo rimbeccati su cose inutili. Ehi là! Buongiorno, bentornati qua sul canale. Oggi siamo diretti allo Zoufplan e poi Cimone di Crasulina. C'è il sole per il momento, verso mezzogiorno però ha messo pioggia, nuvoloso, quindi andiamo su. Fa freschetto perché sono praticamente 5 gradi. Ho deciso che vi metterò anche qualche scatto che faccio durante il giro perché mi piace, cioè avevo già fatto un video così che non è andato benissimo, che era quello del Matayur, anzi ve lo lascio qua sopra se volete andare a recuperarlo, però forse era un po' troppo lento, che ormai adesso si è tutti abituati a tutti questi contenuti mega veloci, di tagli velocissimi, che la soglia di attenzione delle persone ormai è 30 secondi, e quindi niente, dicevo, vi lascio qualche scatto ogni tanto. Wow! Ecco tutte le nostre mete. Zoufplan, che è quel mega tipo pallone, e Cimone, quello lì. Non vi ho parlato dell'attrazione principale di Zoufplan, che sono i laghetti di Zoufplan. Lo sto dicendo tipo 6 volte questa cosa perché ogni volta mi incasino. E sono questi laghetti di origine glaciale, sono dovuti all'erosione glaciale, quindi c'era un ghiacciaio lì, che infatti si vede anche la conca, e il ghiacciaio ha eroso la roccia e si sono formati questi laghetti. Qui intanto abbiamo moda anni 80. Beh, dai. Wow. Eccola su. La palla da calcio gigante. Adesso la vediamo dall'alto. Ecco, quella palla che avete visto, che in realtà sembra tipo una coppa, sai, la coppa di calcetto, è una stazione meteo probabilmente. Eccoli, quelli sono i laghetti di Zoufplan. E qui, almeno io penso che sia stato così, c'era tipo un mega ghiacciaio che si è sciolto e sono rimasti quelli, ecco, che il ghiacciaio ha scavato praticamente dentro le rocce e quindi sotto i laghetti ci sono queste rocce scavate, almeno così ho letto sui vari siti. Molto interessante. Adesso noi arriviamo lì. Ovviamente di che nazionalità erano quelli in moto? Tedesca? Comunque sì,
facile in moto. Dico così solo perché non posso permettermela con la BMW 1200 da 20.000 euro con le manopole riscaldate. Martina dice che si sgretola. Oddio, è tipo ho usato, ma pensavo fosse ferrosa, sembra ferrosa. Nel mentre che Martina rompe i sassi, vi dico che dobbiamo salire per qua, sentierino che porta su in cima. Ora inizia un po' di salita, quella vera, unica salita vera di oggi praticamente. Qui c'è un buco, sì. Unico passaggino dove si tocca la roccia. Eccoci, vista incredibile qua su. Adesso ve lo mostro dall'alto. E sta nevicando. Non so se avete visto, ma nevica. Sempre bella sta cima, molto panoramica. Adesso scendiamo perché fa anche freddo, un po' di arietta. Eccoci giù. Finita la difficoltà per oggi. Vi do qualche info sul percorso, anche se c'è poco da dire in realtà, perché sì, è facilissimo. Partendo da sotto, dai Pian delle Streghe, che avete visto all'inizio col drone. Esatto, lei è venuta dal Pian delle Streghe. Signore benedetto. Dicevo, si parte dal Pian delle Streghe, Taccarereccia, fino all'inizio del monte. In tutto sono 600 di dislivello praticamente. Però è tranquillissima, c'è difficoltà zero, a parte dalla base del monte in su, che da lì è un po' più difficile, tra virgolette. Certi punti magari se uno ha un po' di vertigini potrebbero dargli fastidio, ma niente di grave. Ok, nel freddo più totale, io non mi sento le mani, siamo quasi giunti alla macchina. Madonna, fa freddissimo, eh? Quanti gradi saranno? Ok, anzi noi, perché ormai i video sono, cioè, Martina e Federico, anche se faccio tutto io. Vabbè, non importa, si sa che la meritocrazia non esiste in Italia, quindi... Lasciate un like, che sono importanti quelli, così il video viene spammato in giro di più. E commentate se vi piace magari questo tipo di video con anche un po' di foto nel mezzo,
A me sì, personalmente. Ditemi se vi fa piacere e così vediamo se ha senso. Bene, è stato bello. Ciao!